È successo a Vazzola, in linea 141, il nostro autista è stato preso a pugni da un personaggio che pensava di montare in autobus in modo gratuito. Chiede il biglietto e riceve prima un pugno e poi viene derubato degli occhiali. Questa è l'ennesima aggressione sulle Corriere della Marca, finita con l'arresto pressoché immediato per rapina da parte dei carabinieri di un senegalese di 24 anni, peraltro già noto alle forze dell'ordine per reati simili. Ricovero invece al pronto soccorso per l'autista che ora è a casa con diversi lividi e 3 giorni di prognosi. E un grazie alle forze dell'ordine, alla compagnia di carabinieri, compagnia di Conegliano, che sono intervenuti in maniera repentina, hanno beccato questo personaggio, l'hanno portato dentro e hanno assistito il nostro autista. Quindi questo è un fatto importantissimo, perché i carabinieri ci stanno dando un supporto importantissimo. Presidente Coladon che sottolinea come MOM stia investendo in tecnologia a difesa degli autisti con videosorveglianza di ultima generazione in un solo tasto. È un pulsante dove l'autista può attivarlo quando c'è situazione di pericolo, questo attiva tutte le telecamere e sono in contatto con le forze dell'ordine. Certo, l'aggressione probabilmente non sarebbe avvenuta se ci fosse stata la vigilanza privata resa operativa dalla MOM già nell'ottobre dello scorso anno, ma a domanda precisa il Presidente risponde. Ma voi avete la security a bordo? In questo momento no. Una risposta a denti stretti, perché pare che il servizio di sicurezza privata sia andato in contrasto con quella pubblica, col risultato che non solo sarebbero stati ritirati i vigilanti, ma anche i semplici steward che gestivano le salite su bus e corrieri dedicati alle scuole. Facile pensare che senza questo supporto agli autisti, gli episodi di violenza sui mezzi pubblici saranno inevitabilmente destinati ad aumentare, con il presidente MOM a cui non resta che puntare sull'autodifesa. Stiamo facendo anche degli incontri con i nostri autisti, con il personale delle forze dell'ordine per aiutarli in caso di aggressioni.